Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Buonasera Antonino, a te la linea. Le sirènes du phare d'Alexandrie chantent, c'est la mélodie, la mélodie. Buonasera amiche e amici miei, ma non dell'avventura, grazie Sveva, buon lavoro e benvenuti. Questo siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1033 di oggi, lunedì 14 di luglio dell'anno del Signore 2025, presa della Bastiglia, Lady Oscar, io non dimentico, sappilo. Cominciamo subito e con me anche orde di 40-50enni che sanno a che cosa mi sto riferendo. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, ma soprattutto fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono gli auto da fè di Giulio Cainar, che è liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole, articoli e molta altra bella roba ancora. Quindi occhio, mi raccomando, radiolibertà.net is the place to be. Detto ciò, a quali coordinate incrociamo? Ma naturalmente sempre le solite, 340-670-9659, se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, oppure se volete telefonare quando lo dirò io 0292947222. Bene, abbiamo ascoltato l'immenso Claude François Alexandra del 1977, ma adesso Sveva, se hai già pronto il diritto e il rovescio, possiamo mandare in onda questo mentre aspettiamo il graditissimo ospite che avremo tra poco in Qui Parlamento. Scusami Antonino, c'è stato un vuoto, hai detto il dritto e rovescio, vero? Sì, Sì, in attesa del nostro gradito ospite per Qui Parlamento. Sì, Vai perdonami, tranquilla. non ti avevo sentito. E il caldo, Sveva, fa caldo. Io non so tu, ma io sto soffrendo. Anch'io tanto. Andiamo con il dritto e rovescio. Ecco. Il presidente degli Stati Uniti d'America, Trump, si muove come un elefante in cristalleria, non solo per la proposta indecente dell'aumento del 30% di dazi doganali su beni e servizi esportati dai paesi europei, ma anche per il modo inaccettabile e volgare con il quale ha lanciato questa sua proposta. Il Presidente degli Stati Uniti infatti non può presentare la sua iniziativa accompagnandola da uno sconcertante virgolette benvenuti, se volete partecipare alla meravigliosa economia americana vi diamo solo il 30% dei dazi. Ma la UE, se essa resta calma e compatta, ha i mezzi per reagire. Basti ad esempio che applichi
a sua volta i dazi del 30% alle importazioni da parte delle società high-tech USA, che attualmente sono pari queste importazioni a 430 miliardi di dollari. Basta questo, dicevo, per indurre Google o Apple e anche le altre società di questo tipo a intervenire su Trump per indurlo a cambiare parere. In caso contrario, il colpo su di esse sarebbe devastante, senza mettere in conto che l'Europa potrebbe riorientarsi su altri mercati con un danno permanente agli Stati Uniti d'America. Ecco, appunto, l'Europa, volendo, avrebbe le armi per reagire alla lettera appunto inviata da Donald Trump, tra l'altro con dei toni che sono evidentemente i toni di chi ritiene inesistente l'Unione Europea e la ritiene di ben infimo valore. Del resto, da sempre Trump ha avuto la più totale mancanza di rispetto nei confronti dell'Unione Europea, non l'ha mai ritenuto un interlocutore alla sua altezza, quindi ci sta anche che lui assuma questo atteggiamento. Nel frattempo vi dico che la BBC batte in questi minuti alcune cose che il buon Trump ha detto nello studio Vale. Intanto ha detto che lui è molto scontento della Russia e ha annunciato i piani Antonino, per... scusami se ti interrompo, quando Sì. vuoi c'è il Qui Parlamento, l'ospite E in linea. allora qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, io do il bentornato questa sera a un gradito ospite che è stato anche co-conduttore di questa trasmissione, il professor Alberto Bagnai. Ben trovato. Ciao Antonino, buonasera a tutti gli ascoltatori. E allora, professore carissimo, ma Donald Trump con questi dazi al 30%, ora che si fa? Allora, distinguiamo fra quello che si può fare ora e quello che si sarebbe dovuto fare prima. Noi abbiamo sempre sostenuto che non era una buona idea affidare il negoziato a persone che non sanno negoziare perché non hanno nel loro DNA, diciamo così, una grande frequentazione con la diplomazia, come i tedeschi, che concepiscono il negoziato solo, diciamo, nella forma della spedizione punitiva che puoi attuare quando sei in posizione di forza, e in questo momento la Germania e l'Unione Europea non sono in posizione di forza, e poi che sono causa del problema, perché alla fine la grande verità, diciamo, non detta di questa stagione è che noi siamo esposti alle ritorsioni degli Stati Uniti perché entrando nell'euro è stato fatto quello che dicevano che l'euro avrebbe impedito, cioè è stata fatta una gigantesca svalutazione competitiva di oltre il 25% della valuta europea, che ha spinto tantissimo le esportazioni, in particolare quelle tedesche. E quindi chiaramente gli americani si sono risentiti, e in questo momento succede che noi siamo vittime incolpevoli, fondamentalmente, perché questa svalutazione non l'abbiamo né voluta né fatta noi, di politiche commerciali aggressive altrui, di cui gli americani si lamentano da oltre 15 anni, peraltro. Che cosa si fa adesso? Ma innanzitutto sarebbe sempre utile capire di che cosa si sta parlando, perché io sento affermazioni in giro che fanno capire che non è proprio chiaro il concetto di DAX. Bisogna assolutamente cercare di sganciarsi in ogni caso dalla logica della ritorsione e dell'escalation commerciale che ci vedrebbe perdenti. Siamo già abbastanza nei guai così, bisogna portare una voce di ragionevolezza e bisognerebbe difendere gli interessi del paese, che purtroppo, nonostante tutta la buona volontà degli europeisti cosiddetti, non sempre coincidono, in particolare in questo caso no, con quelli dell'Unione Europea. Ecco, la possibilità di innalzare, di rispondere con dei controdazi al 30% sull'high tech può avere un senso o può servire a qualcosa? Sì, può servire a noi a pagare di più i prodotti high tech di cui abbiamo bisogno, e che dopo anni di desertificazione della ricerca, dell'industria europea, non siamo comunque in grado di produrre da noi. Ma io vorrei capire una cosa, vedi, qua poi c'è proprio il problema
del non capire sostanzialmente come funziona. Gli Stati Uniti sono più nostri clienti che i nostri fornitori, acquistano molto più da noi di quanto ci vendano, quindi quest'idea di andarli a penalizzare è demenziale di per sé. Poi si fa il ragionamento che nell'ambito dei servizi, in particolare dei servizi informatici, in realtà loro esportano, e certo sono diventati monopolisti di una serie di servizi di rete, ma noi abbiamo la ragionevole possibilità di fare in tempi brevi una Google europea come una Amazon europea, o per dire anche un esercito europeo, cioè ci sono una serie di cose per le quali noi dipendiamo dal blocco atlantico in cui siamo inseriti e dipendiamo dagli Stati Uniti, dai quali è irrazionale emanciparci. Insomma, lo stesso PD, che è quello che ha spinto per una digitalizzazione indiscriminata in tutti i settori, mettendoci in mano a quelle grandi aziende e peraltro anche, quando era necessario, inibendo dei tentativi di costruire dei cloud nazionali, eccetera, eccetera. Adesso è quello che ci dice che dobbiamo fare le ritorsioni, applicare le digital tax, facendo poi sempre il discorso che, per carità, in linea di principio è anche giusto, dell'attacco ai grandi, eccetera, eccetera, ma è un discorso che, fatto in questi termini astratti, di ripicca e senza partire da una base fattuale, è destinato a restare fine a se stesso. Allora, per concludere, da che cosa può partire una trattativa con Trump? Dal separare la posizione del nostro paese da quella del resto dei paesi europei, che sono la causa degli squilibri, perché il punto fondamentale resta uno e uno solo. Questa è un'altra grande verità, oltre al fatto che, con l'euro abbiamo fatto quello che l'euro ci doveva impedire di fare, cioè le svalutazioni competitive. Vorrei che fosse chiaro che l'Unione Europea ci ha dato il mercato unico, ma questo mercato unico dichiara la sua impotenza nel momento in cui noi siamo preoccupati dal fatto che uno dei tanti mercati esteri di sbocco metta un sovrapprezzo sulle nostre merci. Cioè, tutta questa giusta preoccupazione per i dazi è però il risultato di che cosa? Del fallimento dell'Unione Europea nel creare un mercato unico. Il mercato unico europeo non è in grado di assorbire le merci prodotte in Europa. E perché? Perché dopo tanti anni di austerità, di tagli, di Fornero, di tutto quel che è, di regole del 3%, eccetera, eccetera, ci siamo talmente tanto impoveriti da non essere più un mercato sufficiente per le nostre stesse merci. Questo è il vero punto sul quale bisognerebbe riflettere. Vogliamo cambiare le nostre regole di governo dell'economia oppure no? Perché se non le cambiamo siamo destinati ad andare allo scontro con gli Stati Uniti, e rispetto agli Stati Uniti siamo soccombenti, perché non siamo neanche più un gigante economico. Sai che una volta si diceva che l'Europa era un gigante economico ma un nano politico. Siamo rimasti un nano politico, siamo diventati anche un nano economico, perché con l'austerità ci siamo suicidati, abbiamo tagliato gli investimenti, cioè il futuro di un sistema produttivo. E adesso, da questa posizione di debolezza, cerchiamo di far valere la nostra voce minacciando gli altri. Ma non può funzionare così, e infatti non sta funzionando, perché poi alla fine qual è il punto? Che il Regno Unito, che è uscito dall'Unione Europea, ha fatto il suo negoziato separato rapidamente, ha chiuso al 10% quello che è, e fa la sua vita e va avanti. Noi che abbiamo mandato la von der Leyen, che ha esordito dicendo allora vi mettiamo i dazi, non mi ricordo quanto, sarà il 50 al 100% sul whisky americano, ovviamente parti in questo modo e come finisce? Finisce male, no? Mi sembra chiaro. Quindi noi dobbiamo proprio decidere di avere una posizione diversa su questo. Cioè, praticamente qui sta finendo ad Alvaro Vitali contro Mike Tyson, fatte le debite proporzioni. Cioè, l'Europa ridicola contro un agguerrito. Anche Bombolo contro Maciste, insomma c'è tutta una ampia filmografia, diciamo, di questi negoziati. Sì, il livello è questo. Io vorrei anche dire una cosa, perché questo pure va capito, altrimenti sembra che siamo pazzi e non ci capiamo. I dazi sono delle imposte, e le imposte le mette, diciamo, lo Stato, d'accordo? Ogni Stato le mette a casa sua.
diciamo che a casa sua Donald Trump decide lui quale imposta mettere sulle merci che vengono dai diversi paesi. Quindi questa continua idea che no, ma siccome il commercio è una competenza esclusiva dell'Unione, Trump non può mettere dazi diversificati, è semplicemente una violazione di un fondamentale principio di civiltà liberale, no taxation without representation. Non è l'Unione Europea che può decidere quali dazi pagano i cittadini americani sulle merci europee, semplicemente perché l'Unione Europea non rappresenta i cittadini americani e non rappresenta secondo me neanche quelli europei, però diciamo almeno fa finta. Non so se è chiaro il concetto, perché ci sono persone che non hanno chiaro neanche questo, dicono Trump non può applicare dazi diversificati. Trump a casa sua può fare quello che gli pare, i dazi sono sulle merci che entrano negli Stati Uniti e lui può dire se questa cosa viene dall'Italia paga tot e se viene dalla Germania paga un'altra percentuale. Questo lo può fare, anche i commissari europei lo hanno ammesso. Quindi qui in Italia si continua. Uno dei grossi problemi è che continuiamo con queste, come dire, con questa incapacità di capire le basi proprio dell'economia, ma anche banalmente della politica. Ma scusa, ma noi decidiamo l'aliquota IRPEF, che peraltro si chiamerà in un altro modo, dei cittadini americani? No. Direi proprio di no. E allora vogliamo anche decidere l'aliquota dei dazi americani? Direi proprio di no. Possiamo anche andare da Trump e dirgli guarda che l'imposta sul reddito dei tuoi cittadini è una competenza esclusiva dell'Unione, perché l'ha detto il telegiornale, l'ha detto il TG1, l'ha detto il TG3. Trump si fa una risata, cioè dobbiamo anche capire di cosa stiamo parlando. Il primo problema è questo, capito? Che purtroppo non si sta capendo di cosa si parla. Ecco, allora forse non sarebbe male se Giorgia Meloni facesse un altro viaggio in America? Secondo me i viaggi del Premier hanno avuto tutti un effetto positivo e per quanto questo possa sembrare, come dire, è una probatio diabolica, come si dice, un controfattuale impossibile, la mia idea però è che se non ci fossero stati questi tentativi di stemperare, di negoziare, di mediare, fatti da questo governo, le cose andrebbero ancora peggio. Purtroppo però resta il fatto che se noi siamo legati a persone che oltre ad aver causato il problema con la svalutazione competitiva dell'euro, con un atteggiamento estremamente aggressivo sui mercati esteri, si comportano in modo aggressivo nei riguardi del nostro partner commerciale, di un nostro cliente, è chiaro che poi le cose possono solo andare storte. Questo purtroppo è un tema che va focalizzato, come va focalizzato, infatti l'ho già detto ma insisto, il fatto che si è parlato tanto del mercato unico europeo, che sarebbe stato un grande elemento di resilienza nei momenti di crisi, perché quando il resto del mondo andava in crisi, che ci importa, siamo 300 milioni di persone facoltose che possono acquistare i beni che producono. Non è così. Tutta questa polemica fa vedere che l'intero progetto europeo è fallimentare. Il mercato unico non è uno sbocco sufficiente per i beni prodotti dall'Unione Europea. Dico che lo debba essere, il fine non deve essere l'autarchia, ma non può neanche diventare una catastrofe. Ogni volta che c'è uno shock, il mercato europeo e in generale l'Europa lo amplifica. Potevamo chiudere con un dazio al 10%, abbiamo negoziato minacciando, stiamo chiudendo con un dazio al 30%, parliamo di fare ritorsioni e allora finiremo al 60% e la cosa sta cominciando a diventare preoccupante, esattamente come accadde peraltro al tempo della crisi del debito cosiddetto sovrano, quando il comportamento delle istituzioni europee amplificò gravemente l'entità della crisi che stavamo affrontando. Molto bene, professore, allora grazie e ci ritroviamo presto. A presto, grazie a voi per l'invito. Molto bene, sigla e pubblicità e poi torniamo con un po' di musica, tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Pronto, pronto, c'è qualcuno che mi sente? Merda, sto precipitando, c'è qualcuno lì? Notte nera, nera, notte senza luna, una bianca scia nel cielo si consuma, mentre sotto come fuochi nella notte, grattacieli TV accese come torce, un marziano, un tipo strano, un sangue misto, un qualcosa di schifoso mai visto, barcolando esce fuori dai rottami, sono merde, c'è qualcuno lì. A parte il puzzo veramente micidiale, aveva in sé qualcosa di familiare. Sui 30 anni, bocca larga e brevi e corte, sempre sporco con uno stronzo sulla fronte. Ogni tanto spiaccicava una parola e con le dita messe lì a pistola catturava tutto l'audience della gente. Sono merda, sono speciale, posso parlare, c'è qualcuno lì. Voglio anche cantare, partecipare, farmi invitare al talk show. Di nuovo a te la linea, Antonino. Antonino, ci senti? Bene, rieccoci qua alle 18:40 minuti e 26 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo pezzo è un pezzo del 1993 di Lucio Dalla, si chiama Merdman ed è la storia di quest'uomo, di quest'alieno sporco di pupù, il quale arriva sulla Terra, apre un talk show e diventa seguitissimo sul pianeta, tanto che i ragazzini vogliono imitarlo. Ecco, Lucio Dalla, con 30 anni di anticipo, aveva visto tutto quello che sarebbe stato il degrado della televisione di questo paese e anche il degrado di un certo tipo di informazione che si sarebbe perduto in questioni truculente tipo la pornografia di massa, la pornografia sociale di massa che è stata vetrana, o i vari casi di cronaca che, ahimè, sono trascolorati nel boccacesco, nel sanguinario, appunto in Merdman. Stasera noi torniamo a parlare di Garlasco, per fortuna lo facciamo con una persona preparata e che non fa appunto della pornografia sociale di massa. Io ho il piacere di ritrovarla. Sveva, è già collegata? No, ancora no, la sto collegando, un minuto. Ok, perfetto. Ve la voglio ripresentare ancora una volta, è la nostra Mirella Molinaro, collega che collabora valentemente con La Verità, collega tra l'altro di misurata e ponderata parola, per cui a maggior ragione questa sera torneremo a parlare di Garlasco con professionalità, perché Mirella sa il fatto suo.
Sono successe alcune cose nelle ultime ore. Sapete che c'è stata anche questa polemica sulle fotografie, non è un video, sono fotografie dell'autopsia di Chiara Poggi, che in realtà erano dentro il fascicolo di indagine, che a loro volta sono finite dove sono finite, poi ve lo racconterà Laura Marinaro nel prossimo Faccia a Faccia, ma non è questo il punto. Il punto è che ci sono delle novità. Ciao Mirella, ci sei? No, ancora non c'è. Vediamo un attimo se riusciamo a Eccolo entrare in Antonino. contatto. Sì, Pronto? sì, Mirella cara, ben trovata, buonasera, bentornata qui a Zoom. Ciao. Allora, Buonasera a tutti i radiospettatori. Ciao Antonino e grazie per avermi invitato ancora una volta. grazie a te. Mirella, senti, che cosa è successo a proposito di Garlasco? Allora, purtroppo ci risentiamo e riparliamo del caso Garlasco, dove le notizie, diciamo, ormai si susseguono, anzi si inseguono quasi ora dopo ora, perché negli ultimi giorni la situazione da un punto di vista anche, diciamo, proprio giudiziario, investigativo, tu sai benissimo che io preferisco, visto che ormai questo è diventato un caso stramediatico, possiamo dire, mi fermo però ad analizzare quelli che sono i dati, diciamo, giudiziari o comunque i nuovi elementi emersi in questa nuova indagine che riguarda appunto la morte di questa ragazza, quindi che all'epoca Chiara Poggi aveva soltanto, ricordiamolo, 26 anni, perché i dati ultimi sono appunto relativi a degli elementi emersi nel corso di nuove indagini, che sono appunto indagini medico-scientifiche, quindi analisi di reperti, alcuni che non erano stati mai analizzati, quindi 18 anni fa, in 18 anni, e quindi sono dei dati che ci fanno riflettere, perché dell'ultimissima proprio notizia è l'esito di un esame, quindi su un prelievo praticamente genetico che è stato fatto nella bocca di Chiara, quindi dove è stato trovato un nuovo DNA. Si parla di DNA di un ignoto. Questo ignoto significa che, ricordiamolo insomma a tutti quelli che ci stanno seguendo, e che non appartiene ad Alberto Stasi, che è il fidanzato di Chiara, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata, al nuovo indagato, cioè questo Andrea Sempio. I riflettori sono puntati da ormai 2 mesi, diciamo, forse un po' di più, su questa persona che era all'epoca dei fatti, perché noi parliamo di fatti successi quasi 20 anni fa, quando i protagonisti di questa triste purtroppo vicenda erano dei ragazzi che avevano poco più di 20 anni. Quindi ora parliamo di adulti, di persone che hanno, diciamo, già un percorso, una vita personale e professionale. Quindi Andrea Sempio è un amico del fratello di Chiara Poggi, che oggi si trova indagato in questa nuova indagine aperta dalla Procura di Pavia per un reato di concorso in omicidio. Quindi avrebbe aiutato Stasi, che è ritenuto dai giudici appunto il colpevole della morte di Chiara. Però questo risultato appunto delle ultime ore ci dice che sulla scena del crimine c'erano altre persone, poiché è stato ritrovato quindi l'esito di un tampone farinceo, ci parla di un nuovo DNA. Prima vi dicevo è un ignoto Y, addirittura lo definiscono, proprio perché non si sa a chi appartiene. Questa notizia è relativa, è emersa 2 giorni fa, perché sono i risultati di nuove analisi condotte nell'ambito dell'incidente probatorio che è stato eseguito circa un mese fa, nel mese di giugno. Che cosa succede 2 giorni fa? Viene diffusa appunto la notizia di questo DNA nella bocca di Chiara. La famiglia Poggi subito smentisce dicendo non c'è nessun DNA, diciamo, estraneo su questa vicenda. Poi
diciamo ora dopo ora viene chiarito che potrebbe trattarsi, e oggi abbiamo la conferma, di un DNA da contaminazione, quindi una scena del crimine contaminata, e c'è questo profilo genetico che, anche se una piccolissima quantità, apparterrebbe ad una persona, questo ce lo confermano gli esiti emersi proprio qualche ora fa, ad una persona sconosciuta, cioè sicuramente non tra quelli o tra quelle alle quali sono state appunto fatte delle analisi specifiche. Quindi non è di Sempio, non è di Stasi, non è del medico legale che all'epoca fece comunque l'autopsia, e che quindi 2 giorni fa si pensava che c'era chi appunto sosteneva che potesse appartenere a chi, insomma, uno dei medici che prese parte sia all'autopsia che ad ulteriori poi insomma analisi che vennero fatte sul cadavere di Chiara. Si tratta, almeno questi sono i dati che emergono in queste ore, di un DNA sconosciuto. Quindi questo è uno degli elementi, diciamo, di novità, non la definiamo processuale perché ancora siamo in una fase, diciamo, primordiale per quanto riguarda questa nuova inchiesta, ma una novità invece che è emersa sempre di recente è relativo ad un fatto che ci tocca da vicino, e qua uso un plurale voluto perché riguarda me, riguarda te e riguarda un po' tutto anche gli organi di stampa e di informazione, che è la diffusione di queste immagini o di questo video. C'è chi parla di un video. C'era un comunicato ufficiale della Garante per la Privacy che parla di un video. Poi c'è chi dice immagini, ma in realtà io direi che o sono immagini o sono video. Diffondere o vendere le immagini di un'autopsia di una ragazza uccisa barbaramente 18 anni fa è qualcosa di atroce. Non è, parliamoci chiaro, non è una notizia. Poi la vendita di un'immagine, quindi per fortuna, diciamo, il Garante ha preso subito rimedio a questa barbarie, perché la possiamo definire solo così, quindi vietando ovviamente a chiunque avesse intenzione di pubblicare queste immagini di farlo. Ripeto, che si tratti di un video o di un'immagine, alla fine poco cambia, sono comunque relative ad una questione molto molto delicata, e che io penso allo strazio della famiglia Poggi, perché è uno strazio. Sì. È uno strazio il fatto che dopo 19 anni si torni a parlare, a tirare in ballo la famiglia, la figlia, il fratello. Cioè, già è stata una vicenda enorme quello che è caduto addosso ai Poggi, ma soprattutto è tutto questo rumore di sottofondo che viaggia attorno a questa vicenda, che non aiuta certamente la verità sull'argomento, ma non aiuta nemmeno la famiglia Poggi. Cioè, io penso che soprattutto la mamma, dopo il dramma che ha vissuto di vedersi morire una figlia, eccetera, 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 forse queste persone avrebbero tutto il diritto di vivere serene e tranquille, di essere dimenticate da questo paese. E invece dopo 20 anni torniamo con tutto il circo e di nuovo e qua e là. Poi tra l'altro, scusami Mirella, ma nel momento in cui salta fuori questo terzo DNA, dopo che Sempio c'era l'impronta sul muro, se l'impronta c'era il sangue oppure no e quella, ecco, mi pare di capire che Sempio non c'entri niente. E allora a maggior ragione i soldi dell'avvocato chi è che glieli risarcisce? Ma guarda, a questo punto dovremmo capire quali sono gli altri elementi, perché non è cioè bisogna adesso fare una chiarezza assoluta sugli elementi, perché comunque anche sulla posizione di Sempio si parla di concorso in omicidio. Sì. È vero che questi nuovi esami genetici non sono
riferibili, se è così che possiamo appunto dire, a Sempio. Però mi auguro che la procura abbia in mano anche qualcosa che magari non è stato diffuso, non è conosciuto, diciamo che sia molto più corposo, perché noi ogni volta che parliamo del caso Garlasco, ovviamente del delitto di Garlasco, parliamo di elementi che sono emersi l'altra volta nell'incidente probatorio, oppure quando sono state fatte, insomma, c'è stata l'iscrizione di Sempio nel registro degli indagati. Ovviamente in tutto ciò, come facevi riferimento anche prima tu, c'è questa narrazione ora del delitto di Garlasco, no? Quindi Sì. spuntano testimoni, spuntano telefonate, intercettazioni. Io non ti saprei rispondere alla domanda chi risarcirà mai Sempio, perché non lo so, a questo punto penso che ci sia un po' di confusione, non solo nell'opinione pubblica, che è divisa tra innocentisti e colpevolisti per Stati e innocentisti e colpevolisti per Sempio, ma è confusa proprio rispetto a questo mare magnum di informazioni sulle quali non riusciamo più, almeno io lo ammetto, ad orientarci noi che siamo professionisti dell'informazione e che comunque possiamo sbagliare, anche noi sbagliamo, però io personalmente adesso sono confusa, non riesco più a farmi un'idea, perché, ripeto, volendoci soffermare solo ed esclusivamente, diciamo, su quello che è un dato giudiziario, un elemento di indagine, un elemento processuale, ci dobbiamo fermare a una sentenza della Cassazione che ci dice che Stasi è colpevole, una nuova indagine della Procura di Pavia che però ci dice, attenzione, c'è una persona che ha concorso in omicidio, perché Sempio non viene considerato, non risponde di omicidio ma di concorso in omicidio. E poi abbiamo dei consulenti nominati dal Tribunale, nominati dalla famiglia, nominati dagli indagati, che stanno cercando anche di capirci pure loro qualcosa rispetto a tutti questi reperti che sono stati ritrovati, rianalizzati o trovati ex novo perché sottovalutati. Poi c'è qualcuno che ci dice che questi elementi sono utili alle indagini, qualcuno no. La famosa impronta 33 che doveva essere l'elemento, diciamo, cruciale su cui si fondava l'accusa per Sempio, pare che non sia più così. Quindi, onestamente, per fare un po' di chiarezza, secondo me, sulla vicenda Garlasco bisognerà anzi aspettare e bisognerebbe essere un po' cauti, perché, Sì, appunto. ripeto, io personalmente non mi piace prendere una posizione a priori o a posteriori rispetto a quello che è un fatto eclatante di cronaca, quindi un omicidio, rispetto comunque noi ci siamo sentiti mesi fa, parlavamo dei famosi anche cold case o comunque degli errori della giustizia, no? In riferimento anche ad un approfondimento di cui ci eravamo occupati con i colleghi della Verità. Però oggi, se mi viene detto che c'è un DNA da contaminazione, questo più che un dubbio diventa quasi una certezza. C'è qualcosa che è stato fatto male nelle indagini sul delitto di Garlasco e non è un dato da sottovalutare. Infatti. Mi permetto di citare Matteo Maria Boiardo nell'Orlando innamorato. Principio sì giolivo ben conduce. Il problema è che qua il principio non era affatto giolivo, perché Esatto. sappiamo che le indagini sono state fatte male in prima battuta. Spiace dirlo, ma è così. Sì, cioè questo dato magari noi giornalisti lo possiamo dire, no? Però Sì. loro adesso ce lo confermano, perché basta dare un'occhiata ai siti questo pomeriggio e vedere, proprio leggere un virgolettato che, ripeto, io prima che da giornalista, anche da
cittadino, da lettrice, quando leggo DNA da contaminazione resto un po' sorpresa. Certo, certo. Non mi piace Resto ragionare cioè in maniera, capito, da sprovveduta, però mi faccio delle domande, come me le faccio io se le sta facendo tutta Italia. Infatti. Vorrei però che fosse chiaro che dobbiamo tutti portare rispetto, prima di tutto al dolore di questa famiglia, perché se ognuno di noi una frazione di secondo si immedesimasse nei genitori di Chiara, cioè, Esatto. dopo tanto tempo il dolore per la perdita di una figlia non passa assolutamente, ma leggere, essere in questo tritacarne, diciamo anche mediatico, e di cui nessuno è responsabile, perché poi alla fine noi facciamo informazione, poi ognuno la fa anche rispondendo a dei criteri e rispettando ovviamente delle regole deontologiche. Quindi io mi auguro che prima che il garante avesse detto non pubblicate, nessuno si sarebbe mai immaginato di fare una cosa del genere, però diciamo che non ci meravigliamo più di niente, ok? Quindi anche questo. È proprio questo il fatto, che non ci si meraviglia più di niente. È proprio questo. Senti Mirella, per concludere, secondo te che cosa succederà ora nei prossimi giorni? Cosa può succedere? Penso che adesso si proseguirà con queste analisi, perché credo che non siano adesso il dato che noi abbiamo dato oggi e che abbiamo oggi è di un tampone sul quale è stato rifatto, quindi è stato rianalizzato. Penso che si proseguirà sulla base di questi esami, perché poi ci sono dei tempi sulle analisi appunto scientifiche, e poi non lo so la procura quali posizioni prenderà, anche perché significherà ora capire di chi è questo nuovo DNA. Infatti. E allora noi saremo qui e cercheremo di continuare a raccontare questa storia. Mirella, grazie del tuo tempo e della tua cortesia. No, grazie a voi. Buona serata. Cara. Buona serata a te. Adesso Ciao. Pausa e grazie. E poi Lucio Battisti, Tu non ti pungi più, 1990, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La lotta dei cuscini senza sonno che schiumano, che fanno zampilli di pollini che pullulano aggressivi, issuti, istigatori di starnuti. Così tu te la spassi amoreggiando e te la prendi comoda con morbida pietà, sembrando tu un guanciale contro un altro che ti assale, il tutto in una schiuma che coi talloni monti come l'uva, e sopra un muschio domestico stampato e quanto inutilmente rimboccato. Questo composto di onesta futilità, mista passione, come un cialcone si sfa sulle rovine. Vorresti forse anche tu in bricioline come una reggia andar giù. Tu non ti pungi più e la vaghezza non osa
vai molto oltre, tanto poi ti raggiungi, impegni una montagna solitaria e nel suo fianco falle rudimentali, aperte come portali per i tuoi puntuali appuntamenti molto occasionali, e la pianura si ingrossa, fa la cresta e la fossa, tu non ti pungi più, l'erba è enorme cavalca, bianco, verde e cobalto, prendendo al volo forme di caduta e di salto, infine dorme come un binocolo nella custodia la tua vista. Sei un santino, ti visita e ti indora, ma rimandando a poi, perché dilegua, tu perché ti accora, canonica lo fai, languire prima e mormori un'ora mai. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, e allora rieccoci qua alle 19, 3 minuti e 47 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1033 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Da questo momento il telefono è aperto allo 0292947222. Allora, vi volevo dire della notizia appunto che è stata battuta dalla BBC, e in particolare dice che Donald Trump è molto molto scontento della Russia, ha annunciato i piani per dare il meglio delle armi americane all'Ucraina attraverso la NATO. Tra l'altro Trump ha detto che introdurrà delle tariffe secondarie molto severe, pari addirittura al 100%, se non si raggiungerà un accordo di cessate il fuoco in Ucraina entro 50 giorni. Trump sta vedendo appunto il segretario della NATO, Mark Rutte, alla Casa Bianca, e naturalmente questo è il fatto che insomma lui ha perso la pazienza con Putin. Nel frattempo Zelensky dice di aver avuto dei colloqui produttivi con l'inviato americano in Ucraina, Kit Kellogg, che oggi lo ha incontrato a Kiev, e il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dice che è molto importante che continuino i colloqui sull'Ucraina. Adesso noi diamo un ulteriore sguardo, ecco qua. C'è un'interessante analisi sempre pubblicata dalla BBC in merito a questo colloquio Trump-Rutte, e in particolare si sottolinea questo. Questo è un grosso capovolgimento di fronte nell'approccio di Donald Trump alla guerra tra l'Ucraina e la Russia. Ma fino ad oggi le consegne di armi erano sostanzialmente frutto di accordi ereditati dall'amministrazione Biden. Adesso invece Trump sta dando il via libera al trasferimento di nuovi stock, non solo di armi difensive come le batterie di missili Patriot per difendere i cieli ucraini, ma anche armi offensive, inclusi missili e munizioni, che hanno la possibilità di colpire in profondità sul territorio russo. In ogni caso, scrive ancora la BBC, c'è un enorme caveat. I governi europei pagheranno il conto 100% di tutto questo. Malgrado il presidente stia mantenendo la sua linea dura su chi debba pagare le armi, Trump ha anche, diciamo così, parlato in una maniera abbastanza inusuale, con un approccio molto caldo nei confronti e molto amichevole verso i suoi alleati europei, che invece di solito ha sempre trattato in maniera puntuta. La retorica di Trump su Vladimir Putin è diventata sempre più dura nelle ultime settimane. Il presidente soprattutto è arrabbiato dopo una recente telefonata che è stata seguita dal più pesante bombardamento russo della capitale ucraina sin dall'inizio della guerra.
Oggi ha detto Trump di essere molto dispiaciuto e per nulla contento del leader russo e ha dato a Mosca 50 giorni di tempo per poter arrivare a un accordo, dopodiché ci saranno sanzioni al 100% di tipo secondario, che non colpiranno soltanto la Russia, ma anche tutti quelli che fanno business con la Russia, come la Cina e l'India. Precisiamo anche che cosa siano queste sanzioni secondarie. Qualunque paese che continuerà a fare commercio con la Russia si troverà davanti a un enorme dazio per la vendita dei prodotti negli Stati Uniti. Ad esempio, se l'India continuerà ad acquistare olio e petrolio dalla Russia, cosa che ha continuato a fare sin dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina nel 2022, le aziende americane che acquistano beni dall'India dovranno pagare un dazio del 100%, questo nel momento in cui il prodotto indiano toccherà i porti americani. L'idea è sostanzialmente che rendendo questi beni così costosi, i business americani sceglieranno di comprare prodotti meno cari da qualche altra parte e quindi questo danneggerà le entrate dell'India. L'intenzione è anche quella di colpire l'economia russa. In teoria, naturalmente, se non è in grado di produrre nuovo denaro vendendo del petrolio alle altre nazioni, avrà meno denaro in cassa per finanziare la guerra contro l'Ucraina. La Casa Bianca ha detto anche che applicherà le tariffe secondarie sugli altri paesi soltanto se entro i prossimi 50 giorni non si raggiungerà un accordo per il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. I paesi che in questo momento stanno provando a ottenere un accordo separato di tipo commerciale con gli Stati Uniti difficilmente potrebbero accettare un'ulteriore mazzata economica come questa. Per cui il messaggio di Trump è chiaro: state molto attenti voi altri che state commerciando con i russi, perché colpiremo anche voi e non sarà piacevole. Tra l'altro questi 50 giorni, diciamo, di attesa, questo ultimatum di 50 giorni che Trump ha lanciato nei confronti della Russia, è qualcosa che naturalmente dà a Putin molto più spazio di manovra e in particolare l'idea è che naturalmente il Cremlino avrà ampio spazio di manovra e chiaramente questi 50 giorni potrebbero essere più che utili a Mosca per presentare una controfferta che fermi le sanzioni che Trump ha appena minacciato. Inoltre 50 giorni sono anche da un punto di vista militare quello che dà alla Russia la possibilità di lanciare un ulteriore attacco fino a 25.000 droni e missili contro l'Ucraina nel corso dei propri bombardamenti notturni. Quindi qui siamo ormai diciamo così, al rush finale sembrerebbe di questa guerra. Poi sapete, tutto può accadere e come vedete quello che è successo da quelle parti negli ultimi 3 anni, a partire dal febbraio 2022, ci ha dimostrato ampiamente che le cose non siano così lineari e così scontate come tutti noi pensiamo. Ora vediamo che cosa succederà e naturalmente vedremo come questi 50 giorni passeranno, se i russi tenteranno la sortita, se i russi tenteranno invece un'altra offerta, chi lo sa, vedremo. Va bene, adesso noi abbiamo il secondo faccia a faccia, è un faccia a faccia con la collega Laura Marinaro, che voi tutti conoscete, conduce Giallo Radio Club al mercoledì qui su Radio Libertà, e poi la collega Simona De Giuseppe. Insieme si sono messe assieme perché hanno creato questo podcast che si chiama Vite Private. Vite Private perché? Perché dopo il fatto di cronaca nera, dopo la sofferenza, dopo il dolore, qualcosa succede. E non c'è solo la polvere dell'oblio, ma ci sono delle persone che continuano a soffrire. E allora io ne ho parlato con loro, abbiamo parlato anche del caso appunto Garlasco e dell'autopsia di Chiara Poggi. Io vi invito ad ascoltare questa conversazione
al termine della quale ci saluteremo con Enzo Iannacci, Silvano del 1980. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora, le mie due gradite ospiti di questa sera sono, una la conoscete già perché va in onda ogni mercoledì con il suo bellissimo Giallo Radio Club, e l'altra, ed è Laura Marinaro, ovviamente, la collega e amica Laura Marinaro, l'altra è Simona Di Giuseppe, anche lei una collega, e ho il piacere, insomma, di conoscervi entrambe. Ben trovate. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera allora, a tutti gli ascoltatori. Vite private, voi mi avete molto incuriosito con questo nuovo podcast che avete lanciato da poco, poi mi spiegherete dove che si può trovare, oltre che YouTube e Spotify, ma perché Vite private? Cosa avete voluto realizzare? Vite private nasce dalla voglia di raccontare l'animo umano, infatti vite private ci riferiamo a persone che sono state vittime oppure hanno causato del male, e la voglia proprio di raccontare il percorso dell'animo durante un tempo prima dell'accaduto e dopo, cioè quando si spengono i riflettori dei media, perché sono fatti bene o male di cronaca nera a cui abbiamo assistito tanti di noi, che cosa succede alle persone nel corso della loro vita. Infatti noi andiamo a raccontare delle storie di vittime, di assassini, insomma di familiari che a distanza di tempo hanno probabilmente fatto un percorso per dimenticare quello di cui sono stati privati. Ecco perché vite private. C'è un prima e c'è un dopo, c'è un momento che scandisce l'atto, che c'è il fatto e quindi poi succede qualcosa. E a distanza di tempo come stanno? Sono state resilienti, hanno fatto un percorso, hanno dimenticato, non hanno dimenticato. Quindi è un viaggio proprio nell'animo delle vite degli altri. Ecco, infatti io pensavo, mentre tu parlavi, Simona, proprio a, per esempio, che cosa ne è stato di Pietro Maso, che cosa ne è stato di Erika, l'assassina di Novi Ligure. Omar è recentemente tornato alla ribalta, agli onori della cronaca, per alcune vicende, diciamo così, un po' particolari. Maltrattamenti. Ecco, sì. appunto. Ma anche Rudy Guedè. Quindi non ha Rudy avuto la Guedè. resilienza, quindi a noi non interessa Esatto. intervistare né Omar né Rudy Guedè. Esatto, Pietro però Maso, ed Erika? Per cui, diciamo, interessa più Erika, ma Erika è molto difficile perché non vuole parlare. Lo sappiamo dov'è, sappiamo cosa fa, si è sposata, ha avuto un figlio, ha un'altra vita. Certo. Ecco, Però appunto, bisogna vedere se ha voglia di raccontarla. Quindi. Infatti. Cioè, che cosa resta dopo un fatto del genere? Sia dalla parte dell'assassino che dalla parte delle vittime, perché tante volte si discute, però alle vittime non pensa mai nessuno. Ecco, mi pare che voi pensiate un po' a tutti. Cosa resta? Non è vero che non parliamo delle vittime. Io scrivo per un giornale che è concentrato di più sulle vittime che sui carnefici, sempre, sinceramente. E pensiamo in questi giorni ai genitori di Chiara Poggi, no? È ovvio che cosa resta, cioè magari negli anni, se c'è stata giustizia, se c'è stato un processo, le persone hanno cercato magari di trovare un po' di pace nella giustizia terrena, e poi dopo, con questa riapertura, ovviamente tutto viene rimesso in discussione. Quindi cosa resta? Resta sicuramente il ricordo della persona che è scomparsa. Si cerca magari io credo che si cerchi di superare il trauma di come è scomparsa, anche se è molto difficile, però il ricordo resta. Pensiamo anche alla mamma di Giulia Tramontano, che ogni giorno posta una
una frase per sua figlia, ma tante mamme che ho conosciuto io, che ho intervistato di donne uccise dai propri compagni magari, o tanti figli. Poi comunque ce lo racconteranno loro. Ce lo racconterà Stefano Savi, che è vittima della coppia dell'acido, inconsapevole perché fu proprio uno scambio di persona, e lui ha dovuto subire 50 interventi al volto di chirurgia plastica perché l'acido solforico gli aveva sfigurato il volto, ma ha una vita incredibile, vedrete che resilienza ha avuto. Poi c'è il figlio di un orfano di femminicidio, che dopo tanti anni, insomma, è un percorso di un certo tipo, ha trovato anche la forza di superare, di avere una nuova vita. La mamma di un ragazzo ucciso, che racconta magari come cerca di vivere ogni giorno, molto difficilmente, perché ecco, la mamma diciamo è la persona che meno di tutte, insomma, metabolizza, però si può riuscire magari a metabolizzare, a continuare a vivere in un modo diverso, trasformati sicuramente. E poi ci sarà anche uno che è stato in carcere 50 anni e quindi racconterà anche che il carcere, come dice la Costituzione, può portare anche alla rieducazione. Non è che tutti tornino a delinquere. È vero che le statistiche dicono che la recidiva è molto alta, soprattutto per i reati minori, però non è che tutti tornino a delinquere quando poi escono, per cui ci sono anche dei percorsi. Tra l'altro a Giallo Radio Club avevamo intervistato Mario Maccione, che è uno degli ex delle Bestie di Satana, che allora era minorenne, che ha fatto tutto un percorso, io credo veramente vero, di rieducazione in carcere. Ovvio che poi dopo, quando esci, però sei sempre Mario Maccione e quindi la tua vita comunque è privata di qualcosa. E questo... Cioè resta comunque lo stigma del carcere. Ma io credo che anche se Alberto Stasi dovesse risultare un domani innocente con questa nuova indagine, vedremo, comunque per una fetta della popolazione resterà comunque sempre lui invece l'assassino, e forse anche un po' nel cuore dei genitori di Chiara, non so. La nostra domanda è sempre: sì. si può andare oltre? Infatti. Si può andare oltre un fatto grave, cioè continuare a vivere nonostante tutto, no? L'oltre nonostante. Ci sono delle parole un po' chiave, no? Quando nel trailer del podcast, quando facciamo le domande, perché bene o male è un percorso poi di privazione che accomuna le vittime, che accomuna chi ha fatto del male, quindi si può andare oltre? Domanda. E noi cerchiamo di capirlo. Noi insieme abbiamo sempre, dopo l'intervista, quindi la voce del protagonista che c'è sempre, perché noi non facciamo un podcast raccontato, no? In cui raccontiamo solamente il fatto. No, facciamo sentire le voci in diretta, cioè un'intervista con noi dei protagonisti. Dopo sentiamo sempre un esperto, che cioè un psicoterapeuta, criminologo o sociologo, o può essere anche vittimologo, un sacerdote, ecco, magari nel caso vedremo, insomma, ci saranno tanti esperti, avvocato, un giurista, quindi un esperto che legge, diciamo, questa storia da un punto di vista scientifico, ecco, se così possiamo dire. È un modo per dibattere sui temi come la giustizia, il perdono, la resilienza, il continuare a vivere, insomma, c'è l'espressione di diversi valori contrastanti e profondamente umani, cioè c'è l'animo umano nella sua fragilità e nella sua potenza. Ecco, allora a maggior ragione vi chiedo, visto che parliamo della fragilità e della potenza dell'animo umano, primo, si parla tanto ora di giustizia riparativa. Beh, la giustizia riparativa necessariamente ha a che fare con il tema del vostro podcast, perché a questo punto significa ritornare indietro, riprendere quella persona, riaprire quel dolore, riconfrontarsi con quello che è successo e così via. L'altra cosa che vi dico, ma parlando appunto dello stigma sociale, vabbè, ma tanto quello sarà sempre
il tale che è andato in carcere. Erika sarà sempre Erika, l'assassina di Novi Ligure. E allora il diritto all'oblio e la rieducazione, la seconda possibilità che la Costituzione stabilisce all'articolo 27, perché la gente non la riconosce? La legge sì, la gente no. Allora la giustizia riparativa però sia ben chiaro, non è, cioè non è legata, è un istituto nuovo introdotto dalla Cartabia, ma è una cosa un po' complicata perché non è tanto il riparare all'errore commesso direttamente, è una cosa molto molto complicata. Innanzitutto prevede che la famiglia della vittima accetti che il condannato possa accedere a questi percorsi. Sono dei percorsi psicologici, così, che sono un po' più attenzionati rispetto a quelli normali della rieducazione carceraria, ma che sono connessi anche al riparare il danno, per esempio, con altre vittime. Cioè, facciamo un esempio, Alessandro Impagnatiello aveva chiesto di accedere alla giustizia riparativa, la famiglia ovviamente si è opposta, ma può farlo assolutamente. Ebbene, Alessandro Impagnatiello, se fosse stato ammesso a questo percorso, avrebbe potuto scegliere di riparare il suo errore con un'altra famiglia di un'altra vittima. Sì, diciamo, non lo so, molto discutibile questo percorso di giustizia. Quindi il percorso della giustizia riparativa non c'entra niente con il riparare l'animo, capito? Quello che noi vogliamo sondare più è la parte dell'animo. Che poi in carcere ci possano essere, in alcune carceri solamente in Italia, dei percorsi fatti bene, ci sta, però devo ammettere, conoscendo bene le carceri, conoscendo bene come funziona, che non in tutti gli istituti e soprattutto non per tutti c'è la possibilità di veramente rieducarsi. Questo è terribile, ma va detto, alla gente va detto. Quindi è più qualcosa che bisogna fare dentro di sé, no? Pensiamo al papà di Mariangela Pezzotta, uccisa appunto dalle bestie di Satana, che ha perdonato Elisabetta Ballarin. È un percorso che ha voluto fare lui direttamente dentro di sé, non c'entra né con la giustizia riparativa né con... Elisabetta ha fatto il suo percorso normale, ha scontato quello che doveva scontare, tra l'altro era minorenne, quindi non è stata condannata a tantissimi anni, cioè sì, a una ventina, ne ha fatti una quindicina. E il papà ha deciso lui autonomamente, però non è che è codificata questa cosa. Per la giustizia riparativa sarebbe codificata, ma secondo me quasi nessuno veramente arriva a quel livello. È molto difficile. Certo. E invece lo stigma sociale? Quello lì sì, può rimanere, però è anche vero che non in tutti, perché io credo invece che la maggior parte della gente invece sia ben disposta nell'accettare se uno dimostra veramente di essere cambiato, no? Racconteremo la storia di Tino Stefanini, che è stato uno dei fautori della banda della Comasina con Vallanzasca, diciamo l'alter ego di Vallanzasca, e lui è un uomo nuovo, vi assicuro, ma veramente una persona completamente diversa, anzi che si rende benissimo conto di quello che ha fatto e tornando indietro non lo rifarebbe, no? Quindi lo stigma sociale poi non c'è per tutti. Se poi uno fa come Rudy Guedè, allora la gente che dice quello lì non cambierà mai continuerà a pensarlo. Però diciamo noi vogliamo essere positive da questo punto di vista, ecco. O forse perché anche come esseri umani non siamo capaci di andare oltre noi. Anche. Ci accostiamo con giudizio, in realtà forse a questi animi bisogna affiancarsi e accostarsi senza giudizio, ascoltando, perché poi a volte diciamo io non lo farei mai, a me non potrebbe mai, in realtà nella vita non puoi mai sapere cosa ti succede. E quindi bisogna forse avere anche un po' di compassione e rispetto degli animi, ecco.
Sentite, mi avete dato da pensare perché mi avete fatto ricordare il libro Il prigioniero di Anna Laura Braghetti. Anna Laura Braghetti è stata una delle carceriere di Aldo Moro. Sì, è Lei vero. è stata brigatista rossa, è stata in carcere, eccetera, eccetera. Ecco, lei a un certo punto in questo libro scrive: io oggi preferirei farmi ammazzare, ma non accetterei in alcun modo di fare del male a qualunque essere umano. Allora la domanda è: ma quando è che scatta questo interruttore e, per dirla con la scrittura, riconosco il peccato e mi sta sempre dinanzi agli occhi? Ma io credo che bisogna perdonarsi. Cioè, a Ma un certo punto perdonarsi, noi siamo molto indulgenti con noi stessi, cioè come è si fa vero. a capire io ho fatto una strage, ho ammazzato gente, ho segregato Aldo Moro e l'ho portato al patibolo, oppure ho ammazzato mia madre, nel caso di Eric e Omar, ho ammazzato mio fratello di 12 anni che avrà 12 anni per sempre. Cioè, quando è che uno capisce che quello che ha fatto è il male, l'agnizione del male, la scoperta del male, quando accade? Perché No, penso che immagino che quando il giudice dice lei è colpevole dei reati ascritti e la condanno a 20 anni di reclusione, immagino che nell'assassino, nel colpevole, in quel momento più che altro ci sono solo rabbia e disperazione. Come fa a non in tutti, o no? dipende, non in Ecco qua, tutti. cosa avete Dipende, trovato? cioè chi non ha empatia, ad esempio, chi colpisce, cioè chi non ha empatia, come Alessia Pifferi piuttosto che Alessandro Impagnatiello, quando il Ecco. giudice dice quelle parole sono concentrati su se stessi, sono disperati per quello che sarà la loro vita da quel momento, ma non tanto nel pentimento per quello che hanno fatto, assolutamente, perché sono persone non empatiche, però anche queste persone poi dopo, secondo me, l'unica cosa che ti può aiutare è o essere proprio fortissimo da solo, ma è molto difficile, oppure un giusto percorso di psicoterapia, questo sì, mirato, quello è fondamentale secondo me, ma sempre anche nella vita normale, nella vita normale quando si ha un lutto, si ha un problema, bisognerebbe, io sono per proprio dovrebbe essere di base proprio la psicoterapia per tutti, vista la situazione e la deriva in cui si sta arrivando in questo momento, soprattutto nei Certo, giovani. certo. Ecco, ma in tutto questo, eh, diciamo così, d'accordo, l'assassino capisce il male. I parenti delle vittime come fanno ad approcciare l'assassino? Cioè, come fanno a credere a uno che viene e gli dice io ho capito che ho sbagliato? È difficile, cioè una cosa credo molto difficile, come diceva Laura, il papà della ballerin che di È una delle unico. vittime. Cioè son poche, è difficile. Secondo me, fanno un percorso forse completamente diverso su se stessi e dopo che l'hanno fatto questo percorso, hanno provato, cioè per esempio nelle nostre interviste abbiamo visto che 2 degli intervistati si occupano di volontariato e quindi cercano di aiutare le persone nel rispetto di quello che è successo a loro e nel rispetto di se stessi. Quindi, cioè, così forse non sempre tu riesci a perdonare. Noi guardiamo, infatti la domanda, torno alla parola di prima, oltre, si può andare oltre? Infatti, oltre può essere il volontariato, può essere dedicarsi agli altri. Una delle persone che abbiamo intervistato appunto che si occupa di volontariato oggi ha incontrato l'assassino di sua madre, ovvero suo padre. Ha voluto incontrarlo in carcere dopo tanti anni e Perché ha capito tante cose. perché pensava che forse si potesse perdonare, ma in realtà lui voleva il perdono del figlio per avere la grazia, che è una cosa completamente diversa, quindi forse non ha elaborato il male che ha fatto. No, oppure è una persona appunto non empatica come la maggior parte di questo tipo di assassini che non ha nessuna intenzione di metabolizzare perché è convinto di basta, che sia andata così e che doveva andare così perché sono così, perché non hanno empatia, quindi la vita umana ha lo stesso valore di un cocktail all'Armani Caffè.
È proprio questo il problema. Eh Proprio sì, questo il quello è un problema. problema. È un problema E della allora società. lì però c'è anche da riflettere sul tema della Costituzione quando dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. È evidente che non a tutti è possibile applicare Bravo, questo. sono d'accordo. Non a tutti. Infatti dovrebbe essere più diversificata la cosa, sì, perché non tutti possono fare un percorso di... Cioè, se io penso ad Angelo Izzo, 30 anni di carcere per i Poi fatti del quando è uscito ha Circea, ucciso di nuovo. ecco, esce e replica. E lì mi pare che la rieducazione non gli interessava o non ha No, io funzionato. credo che per certi reati, poi vabbè, questo è un tema che non affrontiamo, però lo affronto spesso al Giallo Sì. Radio Club, ma questa è una mia idea, ma non solo mia, cioè ci sono dei giuristi che anche stanno pensando a questo. Ci vuole l'ergastolo stativo per questo tipo di reati. L'ergastolo stativo vuol dire che non hai certi benefici che hanno gli altri ergastolani, cioè l'ergastolo stativo è quello oggi solo per la mafia e per il terrorismo. Sì. Ok. Famoso fine pena mai. Invece tutti gli altri che uccidono, gli omicidi, anche duplice omicidio, ogni anno hanno 3 mesi di sconto perché hanno avuto insomma una buona condotta, pratica dopo 15 anni, 16 anni, bene o male quasi tutti accedono al lavoro fuori dal carcere, poi dopo pian piano la semilibertà. Sì, ok, questo va benissimo, però viste poi le recidive di questo tipo di soggetti, vedi anche Rudy Guedè appunto, che peraltro aveva fatto il rito abbreviato, quindi ha avuto solo 16 anni, l'ergastolo stativo potrebbe essere un'idea. Ora, l'ergastolo stativo poi non vuol dire che dentro il carcere non fai un percorso, non lavori, non fai niente, no. Quello assolutamente, dovrebbero essere anche meglio le carceri. Voi dovete sapere che nei paesi del nord le carceri sono bellissime, hanno tutti bagno in camera, televisione, wifi, tutto. Però 30 anni ci stanno 30 anni, capito? Esatto. Forse dovremmo fare così, però è un po' complicato perché poi bisogna costruirle le carceri. In Italia non siamo messi molto bene. No, decisamente no. Già che ci siamo, faccio una piccola digressione. La piccola digressione è appunto il caso Garlasco che hai testé nominato. Come si fa a non nominarlo? Come si fa a non nominarlo, appunto? No, vabbè, più che altro perché io me ne occupo direttamente per un giornale come cronista, quindi io non Certo. è che parlo a vanvera come tanti che vedo in giro, youtuber, opinionisti, nani, ballerine, chiunque parla di Garlasco, al bar parlano di Garlasco, al parrucchiere parlano di Garlasco. Su internet ho trovato degli chef che parlano di Garlasco, cioè Addirittura. gente senza né arte né parte. Ecco, no, io lo seguo veramente direttamente Lo come so. giornalista, quindi è diverso. Senti, ma devo pesare le parole perché l'insulto mi verrebbe molto facile. Ecco, che individuo può essere uno che riesce a procurarsi il video dell'autopsia della povera Chiara Poggi per metterlo in vendita online? Cioè, Allora, uno prima di tutto così, non è un quando torna a video. casa e guarda i figli, che cosa può dire loro? Che educazione può impartire loro uno così? Però qui l'informazione è sbagliata, scusami Antonino. Allora, innanzitutto non è un video, perché non c'è nessun video dell'autopsia. Lui è un ex poliziotto criminologo che tiene delle masterclass, quindi delle lezioni su web a pagamento. Quindi tu, se vuoi accedere ad una lezione, devi pagare, lui ti manda un link in cui ti dice che verranno mostrate determinate immagini per studio e che tu non puoi assolutamente divulgare. Quindi lui ha queste immagini come le abbiamo tutti perché sono agli atti di un processo pubblico. In più un ex poliziotto che tiene queste masterclass, che poi siano condivisibili o no le masterclass, chi se ne frega, a me non interessano, non le vado a pagare, non me le vedo. Però la vera storia è questa, cioè lui non ha venduto niente, non ha comprato niente, lui ha acquisito gli atti di un processo come tutti noi li abbiamo, e ovviamente noi sul giornale non li pubblichiamo, ci mancherebbe che pubblichi, io le ho viste tante volte quelle immagini, anche per studio le ho viste quando ho studiato scienze forensi, ma non le ho mai divulgate, tantomeno le ho
le ho tenute o le ho conservate. Quindi non lo so, secondo me è molto da vedere bene questa cosa, valuterà il garante. Quindi volevo dare l'informazione corretta su questo, perché è così la cosa, capito? Cioè lui non è uno chef, cioè lui è un ex poliziotto, esperto di comunicazione non verbale, tra l'altro, che sta esaminando questo caso e sta facendo delle lezioni online a pagamento, ripeto. Quindi quel giorno, quando ha mostrato le immagini dell'autopsia, che non sono un video, ripeto, ma sono delle fotografie, agli atti, ripeto, agli atti, l'ha detto prima. Che questo poi sia discutibile, siamo d'accordo, perché io ho intervistato tanti medici legali sulla vicenda, a cui ho fatto vedere delle fotografie, ho chiesto delle consulenze e loro mi hanno risposto, però poi queste fotografie mica le abbiamo mostrate, cioè ovviamente, no? Però cioè, la verità, per essere insomma precisi, è questa, non è proprio un individuo che la notte, cioè questo è un poliziotto, criminologo, esperto in comunicazione non verbale, che sta facendo delle lezioni a pagamento su questo caso. Io credo che anche questa cosa del garante si sgonfierà, non lo so, però Quindi è uno che comunque ci sta facendo soldi con sì, Chiara Poggi stesa nuda sul letto sicuro. dell'obitorio, che le fanno l'incisione a Y e tutto il resto. Questo è sicuro, ma su questo siamo d'accordissimo. Su questo Ecco. siamo d'accordissimo, però volevo essere precisa sul fatto che non è stato acquistato o venduto niente. Perfetto. Cioè, questi sono gli atti di un processo che ci abbiamo tutti. Perfetto, sono gli atti di un processo. A maggior ragione forse roba di questo Pure genere, vecchio, roba di questo genere non dovrebbe finire in pasta al no, non è vero, perché nelle scuole di criminologia, nelle scuole, i criminologi, gli esperti mostrano sempre queste fotografie, cioè è fondamentale quando fai una lezione, per esempio sulla BPA, quindi le macchie di sangue, mostrare, cioè, no, è una cosa normale, è scienza, no. Non è che sono immagini che vengono mostrate a chiunque, vengono mostrate a chi è interessato, sì, ma siccome noi viviamo per studio, no? Perfetto, ma siccome noi viviamo in una società di imbecilli, dove peraltro ormai con i cellulari c'è un voyeurismo che la metà basta. No, ma su questo sono d'accordo. Mi chiedo fino a che punto sia moralmente auspicabile o accettabile che degli individui vedano sta roba. Moralmente io sono contrario ovviamente, però stavo spiegando di come lui l'abbia potuto fare. Tra l'altro, peggio era, non so se vi ricordate, quello veramente fu veramente clamoroso, e quello molto peggio, quando vennero mostrate invece da un soggetto che veramente non aveva né arte né parte, perché questo era uno che era un bossettiano che veniva al processo, un amico della sorella di Bossetti, che era tutto per l'innocenza di Bossetti, e che mostrò su internet, ricordo bene, pubblicò su un blog, non so che, le foto del cadavere della bambina sul campo. Ripeto, foto che ovviamente noi abbiamo visto in aula. Il giudice fece uscire il pubblico e fece rimanere solo gli avvocati e i giornalisti. Le vedemmo, ma non potevamo né fotografare, ovviamente, a parte che non avevamo nemmeno i cellulari in quel processo lì. E stessa cosa per Giulia Tramontano, noi abbiamo visto delle cose che la gente normale è stata invitata ad andare fuori a non vedere. Lui, non so come, le ebbe e le pubblicò, e quello lì il garante non intervenne, però secondo me era molto più grave quella cosa lì. Peraltro lì doveva intervenire il Ministero di Grazia e Giustizia, direi. Eppure, vabbè, è morto sto tizio, perché poi la Iubris. Vorrei ben dire. Un'ultima cosa, tornando al vostro podcast, dove lo si può trovare? Come vi si può ascoltare? Su tutte le piattaforme, cercando Vite Private, siamo su tutte le piattaforme ascoltabili, commentabili. Ci piacerebbe avere dei feedback dalle persone, se siamo riuscite magari a suscitare qualche emozione, qualche cosa, insomma. Quindi
ci trovate su tutte le piattaforme. Sì, Spotify, Amazon, Spreaker, chi ne più ne ha più ne mette, YouTube. E poi su Instagram abbiamo anche una pagina proprio se Sì. volete andare a seguire. Io mi ci sono già iscritto. Grazie, grandissimo. Grazie a Radio Libertà. Grazie a voi come sempre. Grazie. Un'ultima cosa, ma voi che da una vita vi occupate di questo, io mi ricordo, Laura, quando noi ci siamo conosciuti, Laura, sì. 17 anni fa, quando facevamo il corso di preparazione all'esame, tu a un certo punto mi ricordo che parlando mi hai detto questa cosa. Per fare questo mestiere, a un certo punto ci sono dei momenti nei quali tu devi andare oltre, perché purtroppo succede che ti mandano a parlare magari con la madre del ragazzo appena morto nell'incidente o nella sparatoria e devi procurarti anche una fotografia da pubblicare sul giornale. Dopo tutto questo tempo, tu quando ti trovi a raccontare queste storie, nella tua coscienza li assolvi, li condanni, parteggi per uno, per un altro, la tua coscienza che ti dice? No, io sono sempre per le vittime, sempre. E infatti per quello non ho fatto carriera. Invece io sono sempre per le vittime, vado sempre in punta di piedi nella famiglia, dalla famiglia delle vittime e lì cioè entro in empatia sempre con loro. È molto difficile che io empatizzi con un assassino, con un condannato. Magari posso sicuramente comprendere che c'è stato un percorso, ma pochissime volte l'ho trovato davvero, quindi il più delle volte cioè la mia coscienza resta quella di una madre che soffre al pensiero che siano successe delle cose terribili come quelle che sono successe a Yara o a Chiara o a Giulia, eccetera, eccetera. Simona? Io invece racconto questo tipo di storie con questo podcast, però nella mia carriera professionale io sono giornalista, ma nasco più come ufficio stampa, come comunicatrice, ma ho raccontato per tanti anni delle storie di dolore, perché mi sono occupata di un'associazione che lotta contro il cancro e spesso mi sono trovata a raccontare delle storie di mamme, di persone in sofferenza. Quindi devo dire che a volte mi è anche mancato il fiato. E in questo caso mi commuovo, anch'io come Laura sono dalla parte delle vittime, però sono un essere umano che guarda gli esseri umani. A me piace, questo podcast è nato proprio con questa empatia della storia e dell'essere umano che ha il coraggio di essere umano. Ecco. Quindi questo, cioè a volte mi sono trovata a raccontare delle storie senza fiato, ecco, di bambini con sofferenze. Però questo mi ha fatto cioè a me ha fatto crescere anche come persona, oltre che come professionista, anche come persona. Cioè a me L'importante, mi secondo piace, me, esatto. è sempre un po' non giudicare mai. Esatto, che noi cerchiamo di non farlo. In questo podcast lo diciamo proprio, senza giudizio alcuno. E cerchiamo a volte, ti dico la verità, ci viene magari il commento, però poi, come dire, lo tagliamo, te lo dico, perché vogliamo farlo così, senza giudizio e raccontando proprio, ripeto, l'animo umano. E allora, vite private, Laura Marinaro e Simona Di Giuseppe, grazie a entrambe su tutte le piattaforme di podcast. Grazie e complimenti. Grazie a te. Grazie. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Amami e sgonfiami. Amami, stringimi, sgonfiami. Oh. E amami, stentami, stracciami, applicami. E dopo stringimi, dammi l'ebbrezza dei tendini. Oh yeah, e prendimi con
le tue labbra caressami. Rino, non riconosco gli aneddoti. E sfiondami, spostami tutte le felidi. Aprimi, picchiami solo negli angoli. Brivido, no, non distingo più i datteri. Silvano, e non valevo le ciccioli. E Silvano, mi hai lasciato sporcandomi. E la gira, la gira, la gira. E la gira, la gira, la gira. E la strada del nostro impossibile amore continua, anche se so di te. Silvano, e non valevo le ciccioli. Te. E Silvano, mi hai sporcato girandoti. E la gira, la gira, la gira. E la gira, la gira, la gira. E la storia del nostro impossibile amore continua, anche se so di te. E allora amami, stringimi, sgonfiami. Amami, e allora amami, stentami, stracciami, applicami. Amami, e stringimi, dammi l'ebbrezza dei... Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.